Mi parlavi dei lavori della palude allora Sì, prima, sì, negli anni, un attimo di fino questi agli anni lavori. 62, 63, Quante 64. volte all'anno veniva tagliata questa palude? La palude una certissima, ma anche due, perché in primavera, verso marzo, quando avevano finito il fieno sul fienile, dovevano inventarsi qualcosa. Allora andavano a fare quareo, cosa si dice? Da tagliare, quelle piante fresche che cresce all'interno delle fontane, quel broetto che esca, sì, esatto, sì, quella erbetta a far quareo, cioè quell'erba fresca lì, la caricava in barca e gli dava da mangiare alle vacche, aggiunta magari a un po' dei pastonchi che faceva, per tirare avanti che arrivasse il primo foraggio, i ravizzon, i ravi, il strafoglio matto, quello col cuco rosso, e dopo arrivava finalmente il pra, l'erba medica e dopo cominciava... E il taglio principale appunto invece? Il taglio principale veniva fatto tra luglio e agosto. Questo che serviva per fare la lettiera al bestiame, che serviva per fare i tetti delle case, dei casoni, che serviva per coprire i pagliai, e poi la parte migliore, il carice, io trovavo per fare e cose, per impagliare le sedie, per l'oppa, la esca, il carice. In linea di massima veniva chiamato strame? Strame, sì, strame. Paiù, noi altri qua in dialetto che chiamiamo il paiù. E con cosa andavi dentro? Con le barche, perché all'Osi di Cervara, da una parte che c'è il Sieto, dall'altra che c'è il Sile Grande. Tanto è vero che nel 33-34 una famiglia, uscendo con una barricata di cose, legno sul temporale, gli si avevano 3 Seneganega.